Buon pomeriggio, ben trovati, nuovo appuntamento con Sicilia 24 Focus. Si pensava che nel 2025 parlare di sesso non fosse più un tabù, si pensava che lo sviluppo della tecnologia potesse aiutare per reperire informazioni più velocemente in un click e invece tutto è sfatato dal fatto che dalla notizia fornita dall'Istituto Superiore di Sanità sul fatto che c'è un aumento esponenziale delle malattie sessualmente trasmissibili, soprattutto tra i giovani e gli under 20. Questo perché? Perché non si usa più il preservativo, o almeno sono in pochissimi ad utilizzarlo, e i ragazzi sono poco informati. Il tema rimane ancora un tabù. Ne parliamo in studio con il dottore Gabriele Giorgianni. Benvenuto dottore, il responsabile delle attività vaccinali dell'ASP di Catania. In collegamento invece dovremmo avere, la vediamo, la professoressa Carmela Trovato. Buon pomeriggio professoressa, la dirigente dell'istituto. Buon pomeriggio, dirigente dell'Istituto Scolastico Parini di Catania. Allora, dottore Giorgianni, cosa sta succedendo? Tornano la sifilide, la gonorrea, la clamidia? Com'è possibile? Ci risponde l'Istituto Superiore di Sanità. I giovani usano sempre meno il preservativo, solo nel 69% dei casi, e la maggior parte di loro si informa sui social. Dottore. Sì, diciamo che anche noi a Catania vediamo questo trend in aumento. Noi nel nostro servizio di epidemiologia raccogliamo le notifiche di malattie infettive, tra cui anche quelle ovviamente a trasmissione sessuale, che ci arrivano dalle aziende ospedaliere, dagli ambulatori, dai medici di medicina generale, ed effettivamente negli ultimi 2 anni abbiamo assistito a un vero e proprio aumento di casi di sifilide, di gonorrea, con un trend in aumento che appunto si vede a livello nazionale, ma che riusciamo a vedere anche a livello locale. Potete vedere anche diciamo, la percentuale, si può fare anche un paragone tra il dato nazionale e il dato locale? Sì, noi siamo in linea con il dato, siamo leggermente sotto al dato nazionale, lì dove invece alcune realtà del nord sono decisamente sopra al dato nazionale, che ovviamente è un dato medio. Però è un dato sicuramente allarmante che ci fa riflettere. Consideri che appunto in Sicilia siamo stati, insieme a Palermo, siamo ovviamente la realtà dove si notificano di più le malattie sessualmente trasmesse, vuoi anche per il fatto che abbiamo diversi centri di infettivologia nelle aziende ospedaliere. Professoressa Trovato, anche quest'anno di educazione sesso-affettiva nelle scuole non se ne parla proprio, o almeno non se ne parla in modo ufficiale, anzi i fondi che erano stati stanziati per i corsi, perché ricordiamolo, erano dei corsi per promuovere l'educazione sesso-affettiva, erano stati stanziati 500.000 euro, poi questi fondi sono stati dirottati non all'educazione sessuale, prevista appunto come materia obbligatoria, ma dirottati a dei corsi di formazione per i docenti sulla prevenzione dell'infertilità nelle scuole. A me questo suona un po' ipocrita, una sorta di ipocrisia, professoressa. Cioè, mi verrebbe, considerando che le scuole vivono di bambini, certamente è importante che non ci sia un problema di infertilità, ma diciamo che non è questo però il modo giusto e corretto, e sicuramente non era questo il senso. Andiamo invece alla prima cosa che lei ha detto, cioè il fatto che purtroppo manca una corretta educazione, sembra che sia tutto facile e immediato perché abbiamo internet a disposizione, perché ormai abbiamo fatto tanti passi avanti, non ci sono tabù, quindi sembrerebbe tutto più semplice, invece non è così. Mi fa piacere che lei abbia fatto riferimento non soltanto al discorso dell'educazione sessuale, ma anche a quella dell'educazione all'affettività, perché sicuramente dovremmo da lì cominciare a riflettere, ed è quello che spesso tante scuole fanno, ma anche per avviarli successivamente a comprendere il senso di una corretta gestione della relazione con se stessi e con gli altri, perché il problema che stiamo affrontando, che è quello dei rischi che si corrono in rapporti sessuali non protetti, è naturalmente legato anche a un
un mancato rispetto di sé. Quindi probabilmente se cominciamo a fare un'educazione più adatta, più specifica, e non diamo per scontato che siccome ormai in TV passa la qualsiasi, i ragazzi hanno accesso a internet, basti l'informazione e la conoscenza di come avvengono le cose. Stiamo parlando invece, al contrario, di un rischio maggiore, perché l'internet ha reso tutto proprio poco controllato, quindi le informazioni passano senza la dovuta educazione. Il dottore parlava di un problema ma io vorrei anche dire... Professoressa, mi scusi, la interrompo un attimo perché non si è sentito l'ultima frase che ha detto, quindi si ricordi dove era arrivata, perché ci torniamo tra pochissimo. Mi ricollego al web, a quanto lei ha detto, perché mi ricordo che ai miei tempi, quindi anni 90, c'era lo spot televisivo per l'incremento, per l'utilizzo del preservativo con ce l'ho io, è mio, e invece adesso che diventò, oggi diremmo virale, ma davvero capillare. Per questo interviene proprio Save the Children con una campagna dedicata alle scuole con testimonial d'eccezione Aurora Ramazzotti. Noi abbiamo preso un piccolo pezzettino dello spot, lo guardiamo insieme e poi lo commentiamo in studio. Benvenuti a Facciamolo in classe, il nostro quiz sull'educazione sessuo-affettiva, quello che non pensavate di volere. Ok. Primo round, tocca a voi, generazione Z. Green flag, red flag. Pronti? Numero 1. Il partner ti chiede di fargli o farle leggere le tue chat sul cellulare. Perché red flag? Perché green flag? Perché devo sapere se ti stai scrivendo con qualcun altro. Se stai con me non puoi parlare con altre persone, no? No, privacy. Red flag. Fatal mito, vero o falso? Direi che questo quiz non ha bisogno di presentazioni, quindi partiamo subito. Il preservativo serve solo ad evitare una gravidanza indesiderata. No. Certo, no, è chiaro, certo. Lo sappiamo, no? Infatti è falso, quindi proteggiamoci sempre. Ecco, lo abbiamo visto, proteggiamoci sempre. Negli anni 90 c'era la campagna contro l'AIDS, appunto invitava all'utilizzo del preservativo proprio per questo motivo e non solo per evitare le gravidanze. Professoressa, lei farà vedere questo spot in classe? Sì, mi sembra effettivamente molto ben fatto e anche abbastanza facile da comprendere. Anche la parte iniziale, quello del rapporto fra i ragazzi e le ragazze, teniamo conto i nostri ragazzini ormai escono veramente molto più piccoli, non aspettano sicuramente di avere 15-16 anni per poter uscire con gli amici. Di conseguenza il rispetto da parte l'uno dell'altro è veramente la prima cosa e molto importante. Il discorso per cui non è solo un problema di gravidanze indesiderate, ma anche di protezione, ritorno a quello che dicevo prima, rispetto anche per sé e per la propria salute. Però io non sottovaluterei il problema delle gravidanze indesiderate, perché da quello che sento nei confronti con i colleghi, anche perché poi giustamente indirizziamo i nostri ragazzi delle classi terze alla secondaria di secondo grado, c'è una sembra che girino proprio delle scommesse in internet, che sei perdente se resti incinta, cioè è proprio l'assurdo in assoluto, rispetto, cioè è proprio una mancanza di rispetto per sé e per gli altri, non è un problema. Società, diciamo, della generazione delle challenge, delle sfide in rete, professore Giorgianni, dottore. Sì, assolutamente, anch'io ho letto queste challenge che ci sono su internet, sono molto preoccupanti sicuramente, anche perché tutto deriva sicuramente da, come diceva giustamente la professoressa, da un discorso di educazione sessuale, ma anche di educazione affettiva, di rispetto del proprio partner, quindi da questo punto di vista anche da noi all'ASP c'è una struttura che è fondamentale, che è quella del consultorio, per esempio. Ecco, ma i consultori, adesso poi sentiremo anche l'intervista di Antonella Inverno, che è la responsabile di ricerca e analisi dei dati di Save the Children, che ci parlerà proprio dei consultori. I ragazzi non vanno al consultorio, si informano sui social. Appunto, sono frequentati, non sono frequentati? Forse c'è poca informazione o bisognerebbe fare una campagna ancora più capillare? No, il consultorio è il luogo ideale, lì dove anche il minore può trovare, diciamo, tutte le risposte
è ovvio che dobbiamo considerare che è un campo, mettendoci delicato nella testa appunto anche di un adolescente, delicato. E probabilmente noi dovremmo essere anche più presenti anche sui social, in questo senso, cioè in quei canali di comunicazione che utilizzano gli adolescenti, quindi non utilizzare il nostro linguaggio ormai di persone adulte, ma cercare di trovare, ecco, una chiave per entrare nel linguaggio comune appunto dei ragazzi, perché le generazioni ovviamente cambiano. Assolutamente, negli anni 80, negli anni 90 il problema dell'AIDS arrivò in maniera dirompente in tutto il mondo, per cui ci furono film, ci furono campagne, se ne parlò tantissimo, e forse qualcosa poi si riuscì a fare anche nella coscienza, no, delle persone, dei giovani dell'epoca. Adesso il problema rimane. Ci sono sicuramente anche delle metodologie, delle soluzioni, delle soluzioni che hanno fatto passi da gigante, immagino, nella ricerca rispetto all'epoca. Sì, dal punto di vista anche farmacologico, no? Anche ad esempio dell'HIV, oggi la sieropositività, mentre prima era quasi una sentenza, oggi è una situazione che tutto sommato si riesce anche a gestire, e addirittura l'aspettativa di vita ormai è praticamente pari a una persona, diciamo, non affetta da HIV. Il discorso delle terapie, consideriamo che prima, negli anni 90, inizio degli anni 90, un malato di HIV prendeva decine di farmaci, adesso diciamo, la qualità della vita anche dal punto di vista di adesione appunto alla terapia è molto, molto diversa, quindi sono stati fatti passi da giganti. Non abbiamo ancora un vaccino per l'HIV, però sicuramente dal punto di vista della terapia si è andato molto Ritorniamo avanti. un attimo ai dati e poi vediamo la prima parte dell'intervista ad Antonella Inverno. Secondo appunto i dati del centro operativo AIDS dell'Istituto Superiore di Sanità, i casi di gonorrea sono cresciuti del 50%, quelli di clamidia del 25%, quelli di sifilide del 20%, un trend che colpisce soprattutto gli under 20, spesso poco informati sui rischi connessi ai rapporti non protetti. Dottore. Sì, tenga conto che tante patologie di carattere infettivo sono riemerse dopo la pandemia da Covid, un po' perché tutto il mondo sanitario era focalizzato, diciamo, sulla pandemia, e quindi c'è anche un'emersione appunto di tutte queste patologie di trasmissione, anche a trasmissione sessuale, per cui c'è una ricerca più attenta anche a livello di screening di tutte queste patologie. Però è senza dubbio, appunto, come dicevamo, soprattutto leggevo anche nei grandi centri urbani, nelle metropoli, lì dove appunto anche occasioni di convivialità, di divertimento e di quant'altro sono aumentate, e quindi possono creare anche dei fattori di rischio in questo senso, soprattutto per la fascia adolescenziale o i primi, diciamo, adulti giovani. Ritorniamo a quanto diceva la professoressa Trovato sull'aspetto dell'educazione anche sentimentale oltre che sessuale, perché più di un ragazzo su 4 pensa sia frequente subire o assistere a discriminazioni a causa dell'orientamento sessuale. La maggior parte dei giovani tra i 14 e i 18 si informa sul web, non frequenta consultori, e sono i dati dell'indagine di Save the Children. Sono i dati dell'indagine di Save the Children di cui ci parla Antonella Inverno. Vediamo la prima parte dell'intervista. La nostra ricerca mostra un quadro in chiaroscuro per quanto riguarda gli adolescenti e la sessualità. Abbiamo effettuato un'indagine su un campione rappresentativo di ragazzi e ragazze tra i 14 e i 18 anni e un campione altrettanto rappresentativo di genitori con almeno un figlio nella stessa fascia di età. Quello che abbiamo scoperto è che in famiglia si parla di questi temi e se ne parla più apertamente, ma solo per quanto riguarda la prevenzione e tutto quello che ha a che fare con la salute sessuale, mentre si parla di meno di pratiche sessuali rispetto alle quali invece le informazioni si cercano sul web. 1 su 4 tra gli adolescenti intervistati pensa che la pornografia sia un atto realistico, una rappresentazione realistica dell'atto sessuale. D'altra parte sono molto preoccupanti i dati che riguardano quello che gli adolescenti pensano sia frequente in tema di discriminazioni. Più di 1 su 2 nel suo ambiente, nella sua scuola, tra i suoi amici, pensa sia frequente assistere o subire a discriminazioni sessiste o per l'orientamento sessuale o anche al cosiddetto body shaming, le discriminazioni basate sull'aspetto fisico.
trovato, lo abbiamo sentito, molti adolescenti pensano che il porno sia una rappresentazione realistica dell'atto sessuale. Ma che cosa abbiamo fatto? Abbiamo lasciato il compito di educare al web? Sì, questo credo sia veramente il grave problema, perché poi dal punto di vista della maggiore, lei poco fa accennava a un discorso di insulti per l'orientamento sessuale, ecco, io dico che rispetto al passato sicuramente si sono fatti tanti passi avanti, ma il discorso dell'accettazione di quella che è l'identità di ciascuno per come ciascuno si sente non significa che possiamo lasciarli senza guida e senza supporto, perché raggiungere la serenità rispetto a ciò che si è e come ci si relaziona con gli altri non è un fatto automatico, e non possiamo pensare che invece l'ambito proprio della relazione, dell'affetto, della modalità con cui ci poniamo nel mondo e la parte della relazione sessuale che nei giovani è particolarmente sentita, perché il primo approccio e anche la curiosità, sono gli ormoni, tutto quello che vogliamo, tutto questo non lo possiamo lasciare libero solo perché ci sentiamo più aperti rispetto al passato. Più aperti non significa che abbandoniamo il ruolo educativo, Ecco, e questo credo che sia stato il maggiore rischio. Però mi permetto di dire soltanto che circa 20 anni fa, si è arrivata da poco in questa provincia, fu fatto un bellissimo progetto in alcune scuole catanesi, una anche dell'Interland, si è verificato anche nella mia scuola, ero ad Aci Catena, allora si fece un bel progetto con l'università, con finanziamento della provincia, per cui abbiamo avuto a scuola ginecologi che hanno parlato ai ragazzi delle classi terze, e devo dire che c'è stato tanto sospetto iniziale e tanto invece ringraziamento alla fine. Ecco, proprio per questo oggi ho invitato lei, nonostante abbia, diciamo, sia la dirigente di una scuola che comprende ancora ragazzini, diciamo, fino ai 14 anni, ma bisogna partire proprio da lì. Dobbiamo cominciare noi, dobbiamo ricordare ai genitori soprattutto che il fatto di essere ormai molto più liberi non significa che non dobbiamo stare accanto ai nostri ragazzi, e ricordiamoci che loro forse non ci racconteranno tutto, ma noi li dobbiamo guidare, li dobbiamo aiutare a capire che le sfide sono delle cose inutili, che rapportarsi con gli altri ha anche necessità di riconoscere i propri diritti e i propri limiti, per cui il primo è il rispetto di sé, perché è chiaro che io vorrei dire questo, le malattie a trasmissione sessuale, per quanto è vero, come diceva il dottore, che adesso si fa una vita molto più serena, però intralcialo una serena vita, cioè non so se sono stata chiara, comunque è un problema, è come dire che chiaramente se corri puoi andare incontro a un incidente, vabbè, non ha importanza, ormai ci sono tanti mezzi per poter superare le conseguenze di un incidente. È una cosa folle dire una cosa del genere. Assolutamente. Quindi, mi ricollego a quanto sta... Mi ricollego a quanto sta dicendo per parlare perché mi è venuta una domanda per il dottore Giorgianni, partendo appunto dalla sua premessa. Ma al consultorio, comunque, secondo i vostri dati, qual è l'età media dei giovani che vengono con questo tipo di problemi? Allora, i consultori non sono legati al servizio dove lavoro io, però sicuramente lavoriamo spesso in sinergia. L'utenza è molto varia, ovviamente poi dipende anche dalle zone, perché i consultori sono ubicati in diversi quartieri, quindi dipende anche dall'utenza, che poi può essere, ma l'utenza è molto fascia, varia, diciamo, ma sia la parte della prima e della seconda adolescenza, quindi a partire dai 15-16 anni già cominciano a frequentare il consultorio, non tantissimo devo dire, ma possono essere, ma sicuramente anche fasce di giovani adulti o di adulti che possono avere appunto accesso all'attività del consultorio. Noi adesso ci fermiamo per una pausa pubblicitaria, torniamo tra poco parlando di vaccinazioni, perché è quello appunto per cui è con noi anche il dottore Giorgianni, un aspetto assolutamente importantissimo, e poi vedremo anche la seconda parte dell'intervista appunto sulla campagna di Save the Children, quindi rimanete qui.
Ritorniamo in studio, stiamo parlando di sesso, prevenzione e educazione, lo stiamo facendo con il dottore Giorgianni dell'ASP di Catania e con la professoressa Trovato dell'Istituto Parini di Catania. La professoressa che ci deve salutare, per cui le lascio un ultimo velocissimo commento e poi noi torniamo in studio per la parte conclusiva della trasmissione. Volevo solo dire al dottore, intanto grazie per avermi invitato per questo intervento che mi sembra molto importante. Volevo dire solo al dottore che è vero, forse in pochi arrivano ai consultori, dovremmo capire che forse va fatto il lavoro al contrario. Raggiungeteci a scuola, hanno bisogno di capire chi siete e perché possono venire da voi, quindi veramente questo forse è molto molto importante da dire. Si fanno tante campagne presso le scuole, questa è una sostanziale, quindi grazie se ci raggiungerete nelle scuole. Grazie professoressa, allora creeremo anche questo collegamento. Noi ritorniamo a parlare appunto con il dottore Giorgianni e parliamo appunto di prevenzione e di vaccinazione HPV, perché è importante. Sì, intanto premetto che abbiamo ripreso noi come nostro servizio a rifrequentare le scuole con un progetto proprio sia di sensibilizzazione che di effettuazione della vaccinazione proprio nell'ambiente scolastico, che è una cosa che si è fatta sia per il discorso dell'epatite B, tanti anni fa, io stesso sono stato vaccinato a scuola, sia nei primi anni della campagna per il papillomavirus, nel 2008-2009 si vaccinava già a scuola. Detto questo, la vaccinazione antipapillomavirus è una vaccinazione cardine, diciamo, dell'adolescente. Questo perché è una vaccinazione che previene dal cancro della sfera genitale, sia maschile che femminile, e del cancro dei tumori testacollo. E si è visto c'è una correlazione anche con il papillomavirus. È una vaccinazione che noi promuoviamo e raccomandiamo a partire dagli 11 anni di vita, che si può effettuare anche più in là, diciamo l'offerta è attiva e gratuita per le donne nate dal 96 in giù, quindi 96, 97 eccetera, e per i maschietti dai 2003-2004 in giù, ma anche nelle fasce di età superiori dietro prescrizione medica per tutta una serie di condizioni di rischio che ci possono essere, per cui basta che il medico di base o lo specialista all'interno del sistema sanitario nazionale prescriva questa vaccinazione e può essere effettuata nei nostri ambulatori dietro prenotazione. Sul nostro sito aziendale si trovano tutte le modalità per potersi prenotare sul sito www.aspct.it nella sezione vaccinazione. Ecco, questa è una cosa importante anche perché la vaccinazione HPV è anche molto costosa. È una vaccinazione costosa sicuramente, che il Servizio Sanitario Nazionale offre gratuitamente, diciamo, a tutte le fasce che abbiamo detto, dal 96 in dal poi 96 in giù, quindi in giù per le ragazze, dal 2003 in giù per gli uomini, ma anche, ripeto, lì dove ci sono delle condizioni di rischio o delle condizioni particolari per cui è richiesta la vaccinazione a scopi preventivi, anche lì la vaccinazione è gratuita. Tenga presente che il vaccino antipapillomavirus ha la maggiore efficacia se viene effettuato prima dell'inizio dell'attività sessuale. Per questo noi lo promuoviamo e lo raccomandiamo a partire dagli 11 anni. Perché si è visto lì dove le campagne antipapillomavirus sono partite già da diverso tempo, in Australia piuttosto che nei paesi scandinavi, che effettivamente il cancro della cervice uterina e il cancro della cervice è praticamente scomparso, e quindi è veramente un vaccino che protegge dal cancro. Ce ne sono due, c'è questo e quello dell'epatite B. Purtroppo non abbiamo ancora delle coperture soddisfacenti, l'adesione a livello nazionale per le donne intorno al 45%, con ovviamente dipende anche dal gradiente territoriale, ecco. Da noi purtroppo ancora diciamo 20 punti più bassi, sì. Quindi anche lì stiamo cercando di incrementare con i progetti scuola, con le alleanze con i pediatri, con i medici di base, perché anche loro, avendo questo rapporto fiduciario con il paziente, certo, devono possono essere loro per primi a promuovere. Lo fanno e stiamo cercando di creare appunto delle sinergie in tal senso. Allora, vediamo la seconda parte dell'intervista a Antonella Inverno di Save the Children, oggi non riesco a pronunciarlo, e ci racconta appunto gli altri dati della loro campagna.
Preoccupano anche i dati che riguardano una scarsissima consapevolezza rispetto alla salute sessuale, pochissimi sono gli adolescenti che si recano ai consultori, per esempio, il 12% del nostro campione ha fatto accesso almeno una volta a questi servizi. Chi non è andato pur avendone bisogno ha riportato come la vergogna, l'ansia o anche l'incapacità di recarvisi da solo siano dei motivi principali per il non essere andati. Dall'altra parte anche solo il 18% del campione si è sottoposto a un test HIV, nonostante la maggior parte degli adolescenti intervistati sia sessualmente attiva, parliamo di un 66%. Questi dati ci devono far riflettere sulla necessità di una maggiore informazione su questi temi. Ecco perché Save the Children chiede una legge che introduca una materia obbligatoria a scuola per l'educazione all'affettività e alla sessualità. Una opzione che vede favorevoli il 91% dei genitori intervistati. Cosa vuol dire proporre l'educazione all'affettività e alla sessualità nelle scuole? Innanzitutto parlare di rispetto, del rispetto per le proprie, del riconoscimento delle proprie emozioni e poi del rispetto delle proprie come di quelle altrui, della necessità di riconoscere e rispettare i confini propri e quelli degli altri, e anche della possibilità di avere maggiori informazioni per quanto riguarda la salute sessuale e la possibilità di vivere con serenità e consapevolezza anche le proprie prime esperienze sessuali. E allora lo abbiamo sentito, questa campagna di Save the Children sicuramente importantissima, dottore, ma quali possono essere le malattie sessualmente trasmissibili? Possono avere delle conseguenze gravi anche per la salute, come infertilità o aumento appunto di rischio dei tumori? Sì, sicuramente c'è tutta una serie appunto di problematiche che ci possono essere con la trasmissione di queste patologie a trasmissione sessuale, sia nell'acuto che anche poi nel cronico. Anche la sifilide per esempio può avere effetti importanti anche poi là con gli anni, è per questo che noi interveniamo lì dove possiamo con le vaccinazioni, per esempio tornando al discorso dell'HPV, potenziando quelle che sono le nostre aperture degli ambulatori, soprattutto pomeridiani e il sabato mattina, lì dove i genitori riescono ad avere anche un po' più tempo per poter, al di là del lavoro, per poter accompagnare i figli nell'ambulatorio vaccinale e poter vaccinare per questa vaccinazione che, ripeto, è una vaccinazione cardine nell'adolescente. Quindi questa è una cosa importante e speriamo di poter rendere anche un servizio pubblico in questo senso, portando le vostre istanze, che poi sono anche quelle dei genitori e di tutti noi. Sì, tra l'altro appunto, ripeto, l'anno scorso è stato particolarmente soddisfacente perché abbiamo vaccinato in 9 scuole, 9 istituti comprensivi, vaccinando i ragazzi soprattutto di seconda e terza media, quindi a partire dagli 11 anni, e devo dire è stata una bella adesione, anche perché il ragazzo che si va a vaccinare nel proprio ambiente, magari con i propri amici, quindi si crea anche una condizione diciamo che agevola l'adesione alla vaccinazione. Voi quando andate a vaccinare i ragazzi cosa dite loro? Questo vaccino vi aiuterà a... Gli aiuta a prevenire il cancro delle sfere genitali, e poi ovviamente andiamo anche su altre vaccinazioni che sono altrettanto importanti nell'adolescente, come quelle per la meningite. La meningite è una patologia per fortuna rara, che però se arriva può fare parecchi danni. E siccome c'è a livello epidemiologico un piccolo picco a livello adolescenziale, è una vaccinazione che è raccomandata per l'adolescente, quindi diamo priorità all'HPV, alla vaccinazione antipapillomavirus, ma non dimentichiamo anche le altre. Quindi questa è un'altra notizia che abbiamo dato. In conclusione, Bassetti, l'infettivologo, che dopo il Covid è diventato famosissimo, in tal senso ha proposto di dare i preservativi gratis. Sì, assolutamente, ma tutto questo deve essere
legato a tutta una serie di condizioni, secondo me, perché non bisogna neanche ad una comunicazione più ampia. una comunicazione più ampia, perché non per bisogna la neanche consapevolezza. demonizzare internet, perché internet ovviamente apre una serie di fonti di informazione, però il ragazzo va guidato, questo sì, cioè l'autoinformazione non va bene. Il Noi lo problema vediamo, sono sempre le fonti affidabili. esatto. Perché, Noi abbiamo lo stesso problema con le vaccinazioni, la gente legge Esatto. spesso su internet bufale, fake news, quindi è nostro compito indirizzare la ricerca consapevole su internet, perché comunque è una fonte di informazione importante. Grazie dottore, grazie a tutti a voi. voi per averci seguito. Ovviamente se volete rivedere la puntata e ritornare sui punti che abbiamo toccato, potete andare sul nostro sito La Sicilia Web e trovare tutte le puntate di Sicilia 24 Focus. Grazie per essere stati con noi, arrivederci, buon proseguimento di giornata.